Tragico San Valentino a Rovigo per una coppia di anziani. Lui, 87 anni, ha ucciso la moglie con la pistola e poi ha rivolto l'arma contro se stesso. Il messaggio lasciato ai figli: scusateci, vogliamo farla finita. Violenta rapina nella notte a Vigonza, un imprenditore cinese e la moglie sequestrati e derubati da 5 banditi armati di coltello. Cortina Milano 2026, il Consiglio dei Ministri approva la legge olimpica, il governatore Zaia dice buona notizia, ora azione organizzativa più efficace. Acqua Alta, sbloccati dal governo altri 84 milioni di euro per i danni subiti da Venezia. Brugnaro dice pronti i primi rimborsi per privati e imprese, al via nuovi cantieri per 37 milioni. Tentata rapina ieri sera in una pasticceria di Spresiano nella Marca, a sventarla il pronto intervento di un carabiniere fuori servizio allertato da un biglietto scritto dalla titolare del locale. Carlo Verdone a Mestre in questi giorni per presentare il suo ultimo film, i ricordi del regista romano legati anche al Lido di Venezia, quando bambino chiese l'autografo ad Alberto Sordi. Padova lancia una sfida ambiziosa, radunare il più grande numero possibile di centenari e battere il Guinness dei primati detenuto dall'Australia. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben trovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali c'è la cronaca in primo piano, la cronaca di una San Valentino davvero tragico a Rovigo per un'intera comunità. I protagonisti di questo dramma, di questa doppia tragedia sono due anziani. Lui, 87 anni, ha ucciso la moglie con un colpo di pistola e poi ha rivolto l'arma contro se stesso, ricoverato in fin di vita e poi morto nel pomeriggio, e una lettera ai figli fa presagire una scelta drammatica voluta da entrambi. Dovrebbe essere il giorno degli innamorati, ma in una villetta a 2 piani del quartiere Commenda a Rovigo in queste ore non ci sono sorrisi, solo abbracci di familiari in lacrime. Per Tino e Renata 2 colpi di pistola e un biglietto lasciato ai figli: scusateci, ma non ce la facciamo più, la facciamo finita. Tino Bellinello, 87 anni, è rimasto in fin di vita all'ospedale di Rovigo fino al pomeriggio, prima di spirare. La moglie Renata Berto, 78 anni, era invece morta sul colpo. 2 spari con la beretta che l'uomo, ex cacciatore, deteneva regolarmente. La canna prima puntata contro la donna, poi verso se stesso, nel giorno di San Valentino. I perché di questa tragedia sono al vaglio della polizia arrivata sul posto dopo il drammatico ritrovamento dei corpi in camera da letto, in pigiama. Gli inquirenti escludono la presenza di terze persone nella scena del delitto, anche se verranno disposte le perizie calligrafiche sulla lettera, firmata da entrambi. Se venisse confermata, accerterebbe che la scelta di farla finita è stata di entrambi e non solo dell'uomo. Ma è ancora presto per dire con esattezza come sono passate le ultime drammatiche ore nella casa della coppia e quale sia stato il motivo scatenante. In città lo shock è evidente. È una tristezza infinita per una tragedia che non vorremmo mai accadesse, e purtroppo è successo. Adesso ovviamente ci sarà il lavoro delle forze dell'ordine per capire esattamente la dinamica di questa vicenda. Le più sentite condoglianze ai figli e a tutte le persone che conoscevano e che volevano bene a queste due persone. Bellinello è stato in passato un campione di ciclismo. Negli anni 50 correva nella squadra Velo Club Mantovani. Con la moglie aveva poi gestito per anni un distributore di benzina in città. Per i figli della coppia un dolore straziante, non si sarebbero mai aspettati una decisione del genere. Nulla, a quanto pare, lasciava presagire una tragedia di questo tipo. L'unica cosa che possiamo dire è che bisognerà lavorare tutti insieme come comunità per fare in modo che cose di questo tipo non accadano mai più. A Vigonza invece una violenta rapina nella notte, un imprenditore e la moglie in balia dei banditi. I polsi legati stretti con fascette da elettricista, costretti a rimanere seduti in divano sotto la minaccia di un grosso coltello. Attimi di terrore quelli vissuti giovedì sera da una coppia cinese che da anni si è stabilita a Vigonza. Marito e moglie, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero stati aggrediti all'interno della loro abitazione in via Cavour, proprio in centro a Vigonza, da un commando di connazionali che, dopo averli tenuti in ostaggio, li ha derubati. 5 i banditi che hanno fatto irruzione nella casa. Col volto incappucciato sono entrati approfittando di una porta lasciata aperta. 3 banditi erano armati di coltello e hanno sorpreso i 2 coniugi e li hanno fatti sedere in divano immobilizzandoli. Gli altri 2 invece hanno rovistato dappertutto nelle stanze fino a quando non hanno trovato 2.600 euro in contanti e alcuni accessori di lusso. La banda si è poi data alla fuga, ma le vittime sono certe che si tratta di loro connazionali.
Quando la coppia è riuscita a liberarsi, ha subito chiesto aiuto ai carabinieri che hanno già iniziato le indagini. Marito e moglie, 56 e 53 anni, erano provati ma in buona salute. Non sarebbero stati un obiettivo casuale dei rapinatori. L'uomo, infatti, è un ex imprenditore che per anni ha lavorato in provincia di Prato. Un'ultima ora che arriva da Zoppè di Cadore nel Bellunese, perché nel tardo pomeriggio di oggi sembra a causa del malfunzionamento di una canna a fumare è scoppiato un incendio che sta interessando il tetto del municipio di Zoppè. Vi possiamo mostrare alcune immagini che ci sta girando la nostra Tiziana Bolognani, un po' recuperate in queste ore. Le fiamme molto alte, riferiscono i residenti, stanno interessando tutta la copertura lignea del tetto appunto del municipio di Zoppè. Questo è l'inizio evidentemente un po' del fumo che si vedeva a distanza dal municipio. Vi facciamo vedere anche un altro video ancora più eloquente. Ecco, vedete in questo caso le fiamme che si sono alzate col passare delle ore, fiamme molto alte, dicono, stanno interessando tutta la copertura lignea sotto la quale è situata peraltro la sala consiliare, dove si trova la porta del pittore dell'impressionismo italiano Masi Simonetti, di cui lo scorso anno Zoppè ha celebrato i 50 anni dalla morte. Ecco, vedete queste immagini molto eloquenti delle fiamme dal tetto del municipio. Ci sono anche delle foto che adesso vi mostriamo. Eccola qui, questa è un'altra foto che mostra appunto le fiamme che si sviluppano dal tetto. Al lavoro da subito i volontari con i carabinieri di Val di Zoldo e a seguire anche i vigili del fuoco. La situazione sembra seria, ci riferisce anche la nostra Tiziana Bolognani che sta seguendo la situazione. Questa è un'altra foto del tetto del municipio che va a fuoco, anche qui questa un'altra foto da un'altra angolazione in cui si vede la lingua di fuoco partire proprio dal tetto. Ecco, questa ancora più eloquente, come vedete le fiamme alle quali si trovano trovate di fronte evidentemente i vigili del fuoco che in questo momento stanno operando. Ovviamente maggiori informazioni nelle prossime edizioni del nostro telegiornale e ovviamente nel telegiornale di Treviso, dove c'è la pagina bellunese. Allora potremo sentire aggiornamenti dalla nostra Tiziana Bolognani. Questo accade a Zoppè di Cadore, appunto dicevamo nel Bellunese. Dalla cronaca adesso la lasciamo per un attimo per parlare del Consiglio dei Ministri di ieri sera, importante per due motivi. Il primo perché è stata approvata l'attesa legge olimpica. Legge olimpica, via libera del Consiglio dei Ministri, approvato ieri sera il decreto che servirà a dare una governance per gestire al meglio i giochi invernali Cortina-Milano del 2026. A darne notizia via Twitter il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Un tassello importante nel cammino verso l'organizzazione delle Olimpiadi, una notizia accolta con entusiasmo dal presidente della Regione Veneto. È una bella notizia, questo è un lavoro di squadra e ringrazio il ministro Spadafora per aver portato avanti la partita, commentato Luca Zaia. Siamo all'inizio di un grande percorso che con l'approvazione definitiva in Parlamento entrerà nella fase di piena operatività. Un provvedimento sul quale la Regione conta molto proprio per rendere più efficace l'azione organizzativa, nel rispetto della legge, sottolinea Zaia, ma evitando di aprire l'ufficio complicazioni affari semplici. Con l'approvazione della legge olimpica spero vivamente che il governo entri a pieno titolo anche nell'aspetto finanziario, conclude il presidente del Veneto. Questo chiuderebbe definitivamente la partita. La legge olimpica è la base di tutto, ora si coinvolgano i territori e le imprese per una programmazione sostenibile delle infrastrutture, per una gestione trasparente e condivisa dell'evento, afferma in una nota Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. E grande soddisfazione da parte del presidente del CONI Giovanni Malagò. La legge olimpica era un impegno fatto dal governo precedente, confermato dall'attuale e di questo siamo molto contenti. È un primo passo, adesso aspettiamo il completamento con quello che sono i decreti, però la legge olimpica era attesa, ho già avvisato il CIO, siamo molto contenti tutti quanti. E poi l'altro grande elemento importante per il Veneto e per Venezia uscito dal Consiglio dei Ministri, ovvero lo sblocco di 84 milioni per la Venezia ferita dall'acqua alta. Il Consiglio dei Ministri sblocca 84 milioni di euro per Venezia, pronti a erogare i primi rimborsi a 6.916 tra privati e imprese, oltre ad avviare altri 37 milioni di euro di cantieri per il ripristino della città. Una risposta concreta, un lavoro di squadra. L'annuncio è arrivato con un tweet del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, commissario per l'emergenza acqua alta.
Brugnaro precisa che questo secondo stanziamento segue quello da 20 milioni deliberato il 14 novembre scorso dal governo, contemporaneamente alla dichiarazione dello stato d'emergenza all'indomani dell'acqua alta da record del 12 novembre, per cui venne in città anche il Premier Conte. I lavori di ripristino interesseranno scuole, sedi istituzionali, musei, la viabilità acquea di Venezia e Isole, città metropolitana Fenice, musei civici e provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto. Ora, ha concluso Brugnaro, dobbiamo impegnarci perché questi soldi arrivino nel più breve tempo possibile nelle tasche dei veneziani. Nei prossimi giorni, appena avremo la disponibilità delle somme, fatte le doverose verifiche anche con il supporto della Guardia di Finanza, provvederemo come struttura commissariale a comunicare da quando si potranno erogare i rimborsi, una volta ricevuti tutti i corrispettivi richiesti. Ora la politica adesso, perché mentre sono ore decisive per il centrosinistra, in queste ore, nelle prossime ore, il direttivo regionale del Partito Democratico per definire l'anti-Zaia e poi il Movimento 5 Stelle che dovrebbe rendere noto proprio in queste ore le autocandidature online di questi giorni. Intanto sul fronte Lega lunedì, come sapete, a Milano è stato sottoscritto l'atto costitutivo della nuova associazione politica che prende il posto della Lega. Si chiamerà Liga Veneta Lega per Salvini Premier e già da oggi è partito il tesseramento e continuerà nelle prossime ore. Sentiamo. Addio alla Lega Nord, il nuovo soggetto politico Lega per Salvini Premier, depositato per statuto nell'autunno 2018, è pronto a camminare con le sue gambe. In Veneto la nuova formazione riunirà i militanti che da oggi hanno la possibilità di aderire, tesserandosi nei circa 250 gazebo sparsi in tutta la regione. Apripista il comune bellunese di Limana che ha anticipato il lungo weekend di San Valentino. Lunedì a Milano è stato sottoscritto l'atto costitutivo della nuova associazione politica che è la Liga Veneta Lega per Salvini Premier e quindi si va alla fase costitutiva del nuovo soggetto politico. Dopo un anno di rodaggio ora parte la vera fase costitutiva che culminerà con i congressi nazionale e federale del prossimo novembre. Si parte intanto con il nome perché abbiamo mantenuto la Liga Veneta nella nostra edizione, Liga Veneta Lega per Salvini, e quindi dando anche una garanzia che la linea del partito non cambia. Capisaldi i temi di sempre, autonomia e sicurezza, che restano marchiati a fuoco nell'agenda del nuovo soggetto politico. Un calendario fittissimo di impegni, quello dei prossimi mesi, sempre che non cada il governo, dice Gidoni, nel qual caso il Veneto potrebbe perdere il presidente Zaia, che proprio per questo non ha ancora sciolto la riserva per le prossime regionali. La Lega è pronta in Veneto? Ma certo che sì, cioè la Lega oggi ha molti suoi esponenti in grado di fare il governatore. Luca dovesse essere chiamato ad altri impegni ovviamente molto importanti, perché questo poi è quello che conta, sicuramente la squadra è in grado di esprimere un nuovo candidato. E tornano appunto quando c'è area di crisi al governo le voci appunto insistenti su un eventuale impegno proprio del governatore Zaia a Roma nei prossimi mesi, ma il governatore del Veneto sulla questione è molto chiaro e oggi ha ribadito a stretto giro di posta. Sentite le sue parole. Io non ho sciolto le riserve, visto e considerato che voglio governare fino all'ultimo istante. Penso che non sia corretto da parte di un Presidente di Regione sospendere l'attività di governo per 1, 2, 3 mesi per dedicarsi alla campagna elettorale. Quindi la legge dice che 45 giorni prima si presentano le candidature. A 45esimo giorno prima deciderò se avviare la candidatura oppure no. Nel frattempo lasciateci governare tranquillamente, non parleremo di politica, se qualcuno piace sentire parlare di politica mi spiace, ma noi parliamo di quello che abbiamo ancora in piedi, che sono l'autonomia, che è la Pedemontana Veneta, sono i FAS, sono le partite ovviamente della viabilità in generale, dell'ambiente, abbiamo partite importanti che sono quelle delle Olimpiadi, tanto per citarne una. Si figuri se un'amministrazione così in corsa come la nostra può abbandonare i progetti per star lì a parlare di segreterie, di partiti, di alleanze, di simboli, di spaccature, di tutte queste minestre qua. Guardate, le lasciamo agli altri. Bisogna governare, visto e considerato che siamo pagati per governare, e penso che ogni giorno chi mi segue sa benissimo che cerchiamo di fare nuove iniziative. Torniamo alla cronaca giudiziaria, in questo caso con il processo per maltrattamenti a Brescia a carico dell'ex boss della Mara del Brenta Felice Maniero, che collegato
dal carcere di Voghera con il Tribunale di Brescia ha presieduto all'inizio del processo per maltrattamenti, anche se si è presentato dando le spalle alla telecamera per questioni di sicurezza. Il PM ha depositato intanto nuove contestazioni, nuove accuse. Attraverso il figlio, secondo il PM, Maniero avrebbe minacciato la sorella della compagna affinché ritrattasse le accuse di maltrattamenti. Contestato anche il reato di minaccia nei confronti della figlia che non voleva più andare in carcere. Il processo è stato aggiornato al 31 marzo e il giudice, alla luce di queste nuove contestazioni, ha disposto il divieto di colloqui con i familiari. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora la cronaca. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto, e torniamo nella Marca trevigiana per parlare di una tentata rapina con attimi di paura ieri sera a Spresiano in un bar pasticceria. Una rapina appunto sventata grazie al pronto intervento di un carabiniere fuori servizio che, con l'aiuto di un cittadino ma anche della titolare della stessa pasticceria, è riuscito a sventare appunto questo colpo. La proprietaria del bar si è avvicinata portandomi il caffè con sotto il piattino un bigliettino in cui mi diceva: per piacere rimani dentro al bar perché c'è una persona che non mi piace. Intuito determinante che ha permesso di sventare una rapina che poteva avere anche gravi conseguenze. Tutto è accaduto nella serata di giovedì in questo panificio pasticceria di via Lovarini a Lovadina di Spresiano, come ci racconta il fratello della protagonista e comproprietario dell'attività. Un nuovo cliente è entrato nel nostro locale, nel nostro negozio, e dopo aver ordinato birra e pizzette praticamente non gli andava bene il conto, e in quel momento ha preso la pistola e l'ha puntata verso mia sorella. A quel punto è intervenuto il vicebrigadiere, in quel momento in borghese fuori servizio. Visto anche perché dentro al bar c'era tanta gente, tantissima gente. Visto ciò mi sono avvicinato, l'ho preso da dietro, lui mi ha tolto, mi ha puntato la pistola e di là l'abbiamo rimobilizzato un'altra volta, e dopo, tramite un amico che era con me, gli abbiamo tolto la pistola dalle mani. L'apparenza era come la nostra, identica, tipo una berretta 92, priva di tappo colorito perché da lontano non si riusciva a capire, e comunque l'abbiamo disarmato. Il trentenne, un giostraio che vive a San Polo di Piave, già conosciuto alle forze dell'ordine, ora dovrà rispondere tra i capi di imputazione di tentata rapina e di porto abusivo d'arma atta ad offendere. Una vicenda che i gestori difficilmente dimenticheranno. Voi avete preso paura? Beh sì, perché insomma trovare una pistola puntata nel volto non è una cosa di ogni giorno, insomma. Una situazione fulminea dove la prontezza di spirito e il sangue freddo hanno fatto la differenza. Quel ragazzo che era con me, quando ha visto che era in difficoltà comunque perché aveva la pistola in mano, sto signore qua, e io lo avevo bloccato, però ero da solo, e si è portato davanti, gli ha tolto la pistola immediatamente, l'ha messa per terra e poi sono arrivati i colleghi. Il plauso per l'azione è arrivato anche dal comando provinciale. È un luogo comune dove si dice che i carabinieri sono in servizio 24 ore su 24, lui ne è un esempio lampante. Spontaneo quanto emblematico il commento finale del vicebrigadiere. Lo rifarei comunque perché è il mio lavoro, insomma. Dalla cronaca al cinema, in questi giorni a Mestre Carlo Verdone. Si vive una volta sola. Il 26 febbraio uscirà il nuovo film di Carlo Verdone con Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta. Il 27esimo film del regista che, con la tragicomicità che lo contraddistingue, punta sull'amicizia di 4 persone di un'equipe chirurgica. Le varie declinazioni dell'amicizia, dall'apoteosi alla rottura, alle difficoltà e alla ricomposizione in qualche modo, anche perché accadrà un evento molto, molto delicato che dovrà per forza riunirli per aiutare uno di loro. In un momento, in un periodo in cui l'amicizia è una parola della quale si abusa molto, ma in realtà è poco frequentata, perché ormai siamo tutti soli sui social, diciamo che abbiamo 15.000 amici, poi in realtà nella verità tocchi, non c'è nessuno, e quindi è un tema invece molto attuale, perché invece c'è bisogno del contatto fisico con l'amico, perché l'amico, come abbiamo detto anche in conferenza stampa, è la vera medicina. La presentazione all'M9 di Mestre, modellata da Luigi Bacialli, direttore di Media Nord-Est e presidente di Venice Film Commission, in cui Verdone ha ricordato lo stretto legame con la città di Venezia, in particolare con il Lido, dove trascorreva le vacanze da bambino.
Un giorno mia madre mi diede un pezzo di carta e mi disse: vai a chiedere l'autografo a Alberto Sordi, sta là è quel signore. Io mi misi in fila, c'erano dei bambini, delle altre persone. Quando sono arrivato davanti a Alberto Sordi, che per me era un nome, perché io non avevo visto nessun film ai Sordi, lui mi disse: io a te non te lo faccio. Io diventai rosso, dissi: va bene. No, lo sai perché non te lo faccio? Perché sei russo, tu sei russo. No, dico, io sono di Roma. No, tu sei nato a Mosca, sei russo. Ma non mica capito perché mi ha risposto così. Allora a quel punto io dissi: presi e scappai via. Mi misi in testa che Sordi odiava i bambini. Quindi poi però vedi com'è il destino. Ci ha fatto rincontrare in un film. Ma se il Lido è nei ricordi di Verdone, Papaleo e Foglietta si emozionano parlando di Venezia. Mi ricordo una notte magnifica durante il festival, tornare col vaporetto dal Lido fino a... cioè è una cosa che ha le dimensioni del sogno, insomma. Quindi insomma essere qui c'è sempre un motivo di godimento, se posso usare una parola forte. Sono stata a Mestre in tournée al Teatro Toniolo e mi è piaciuto tantissimo la gente, ho apprezzato particolarmente, avete veramente un bellissimo carattere, un bellissimo modo di porvi nei confronti dell'altro, è una qualità non da poco. E poi ho avuto il privilegio di fare un giro privato per Venezia, la Venezia meno famosa, quella meno conosciuta, e ho apprezzato il silenzio che c'è in certe strade, sì, non si chiamano strade, però insomma lì, e ho amato tantissimo tutta la parte del ghetto, le sinagoghe. Da Mestre a Padova, che lancia una sfida ambiziosa, i protagonisti sono dei centenari. Sono nata immatura in 5 mesi e sono uscita fuori perché ho detto: qui non mi fermo. Io vado fuori che c'è più aria, e ho cominciato così a protestare. Ecco. In un batter d'occhio sono passati 100 anni compiuti lo scorso 6 gennaio, 100 anni intensi, quelli vissuti da Alma Moro, padovana, classe 1920. Anni ricchi di avventure, di sofferenze come la seconda guerra mondiale, ma anche di soddisfazione con i figli, il marito, la laurea in fisica e appena qualche anno fa, a più di 90 anni, aver aiutato con le sue ripetizioni di matematica un ragazzo che rischiava di essere bocciato all'esame. Alma è solo una dei 212 centenari che vivono nella nostra regione. Per questo da Padova, comune con più centenari in Veneto, è partita una sfida ambiziosa: battere il record di over 100 radunati nello stesso posto detenuto dall'Australia con 46 persone. L'iniziativa, lanciata dal Club Over 100 con il sostegno di Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus e Provincia di Padova, si svolgerà il prossimo 9 maggio nel complesso Civitas Vite Angelo Ferro di Padova. Mi auguro la città, la provincia partecipi per raccontare storie, ma soprattutto per pensare al nostro ruolo anche istituzionale e come progettare il nostro territorio. Ma l'iniziativa non si ferma qui. Per ogni centenario presente il 9 maggio, il Club Over 100 donerà alla Regione Veneto un albero da piantare a Gaglio, sull'altopiano di Asiago, per far nascere il Bosco dei Centenari in uno dei luoghi più colpiti dalla tempesta Vaia. La nostra regione conta anche 4 super centenari, ovvero persone che hanno più di 110 anni, e tra i comuni più longevi oltre a Padova ci sono Abano Terme e Jesolo. La qualità della vita, una buona familiarità, e quindi l'aver passato momenti difficili e nello stesso tempo anche le cure che queste persone hanno contribuiscono al poter arrivare ad età che sono davvero longeve. Per iscriversi all'evento si può contattare il numero di telefono 049 66 83 000 o scrivere una mail clubover100@oiconlus.it. Nella vita tutto è possibile, basta essere convinti e preservare nel proprio obiettivo. Lo ha detto Alma invitando i suoi coetanei, un insegnamento che lei mette in pratica da 100 anni. Per dire la verità non ho rimpianto, perché ho cercato di fare sempre tutto quello che avevo in testa di fare. E c'è riuscita? E sono riuscita. E quello che non sono riuscita, spero di riuscire dopo. Faccio programmi anche per dopo. Io mi sono fatta programmi già anche per il futuro. Sono un po' pazza, lo so che sono pazza, però io in testa so già cosa farei se resto viva per ancora un poco, per andare avanti. Caccia all'antizaia è il titolo del 20:10, la trasmissione dopo le telegiornali di Treviso di approfondimento. Lo faremo
con due protagonisti di questa caccia al candidato che contrasterà Luca Zaia, ovvero il Movimento 5 Stelle con Simone Scarabel e il Partito Democratico con Giacomo Possamai. E poi in prima serata alle 21:15, come sempre, come ogni venerdì, la nostra storia, il viaggio di Lucio Zanato nelle immagini e nell'archivio storico di Antenna 3. Adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Bentrovati al meteo. Non cambia la situazione sul nostro territorio, il tempo risulterà sempre stabile. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 15 febbraio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, con cielo al massimo poco nuvoloso, non sono attese piogge. Sarà possibile solamente dalla sera la formazione di qualche nebbia in pianura. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime invece fino a 14 gradi all'incirca. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, sole prevalente, tuttavia con qualche addensamento ma innocuo sulle zone costiere. Temperature minime fino a 6 gradi, massime invece sui 12 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà bel tempo con cielo al massimo velato. Vediamo anche le temperature minime fino a -3 gradi, massime sui 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.